Settembre 2013, settembre 2014, in un anno ci sono stati quasi 20.000 nuovi giovani disoccupati. È il dato più inquietante per un Veneto che si prepara allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL per venerdì 12 dicembre. 8 ore di stop in tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti alla scuola. Sono 54 le manifestazioni organizzate in tutta Italia. In Veneto si scenderà in piazza in ognuno dei 7 capoluoghi di provincia. Al governo si chiede un cambio di scelte politiche che in questo momento sembra siano invece punitive nei confronti dei lavoratori. E non dire una risposta necessaria al Paese per cambiare passo, per uscire dalla crisi. Abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di politiche industriali, abbiamo bisogno di politiche che creino lavoro. Con lo slogan "Così non va" sul Jobs Act, sulla legge di stabilità e sulla pubblica amministrazione, i sindacati chiedono al governo di estendere il bonus degli 80 euro ai pensionati e di aprire il tavolo per il rinnovo del contratto nel pubblico impiego, fermo dal 2009. Si continua a far pagare chi ha già pagato, si tolgono le tutele a chi già ce l'ha. È impensabile che per estenderle bisogna toglierle a chi ce l'ha. Tra gennaio e ottobre 2014 le dichiarazioni di crisi sono state 1456, mentre i fallimenti 1045. I lavoratori in mobilità sono stati 21.000 nel 2013 e 24.000 tra gennaio e ottobre del 2014. A rischio è anche la coesione sociale, lo spirito di solidarietà. Sta creando anche una forte situazione di disagio e di rottura della coesione sociale, quindi c'è una forte preoccupazione anche da questo punto di vista.